Siamo nel negozio Dr. Surf dove sto comprando la tavola nuova. Mi sto separando da questa tavola che ho usato, che adoro tanto, ma devo prendere una nuova tavola, una Rusty. Qui è un negozio enorme, pieno di tavole che vanno da qui, vanno qua e vanno dietro. Yes, Teupo. Ah, entendi. Here I have other boards. E qui stanno lavorando alle tavole. Sentite questo odore? No, voi non lo sentite in video, ma questo è un odore di resina. Boa tarde. Ecco che stiamo facendo un tour di tutte le shaping room. Sala di pintura. Qui si dipingono. Oh Junior! Aí são as pranchas consertadas. Is there a fixed board? Obrigado para tour. E aqui são as pranchas grandes, a venda e caiaque. São super. Qui ci sono i kayak, le tavole più grandi. Oh, it's the board, the big. Aí o processo de laminação fica conhecido. Poi vediamo proprio la vera e propria shaping room, perché su abbiamo visto delle sale di finitura, di laminazione, di pittura. Ecco, questa è proprio la shaping room. Vediamo che stanno facendo le tavole. Boa noite. Che è arrivato in line up. Eccolo lì. Look, the set is coming big and he's inside, look. Oh, he went out. Oh yeah! My goodness! Look how big! Guarda amore! Ah no, è scappato via subito. Tubo. Big barrel. That's good weight, bro. Whoa. The surf is good, right? Yeah. Good weight. Okay.
queste sono le onde che ci sono, guardate. Boom! Fanno una schiuma che sembra pipeline. So now, for our channel, we're gonna test the dome. It's also useful to see in the mirror. Okay? Move on. Ehi, cognato e amore, vado a fare una surfatina. È da prima che sto guardando, cercando di capire un punto dove le onde fanno meno close out, ma sinceramente non lo capisco, è un po' di fortuna. Infatti anche qui i ragazzi entrano, escono, vanno un po' dove capita. Cerchiamo di entrare a occhio e vedere cosa succede. Là poco fa uno si è intubato su una destra, sarà stata più di 2 metri. Wow, fico. Diciamo adesso che non c'è niente, l'acqua è davvero freschina, ma qui siamo comunque in autunno, emisfero opposto, si va nella stagione opposta. Una bella corrente, prima ho fatto una bella session, purtroppo senza camera, sono partito con 2 metri pieni, ma ho fatto close out purtroppo. Junior va in acqua. Proprio non avendo nessuno line up e non conoscendo tantissimo lo spot, non ho una percezione perfetta di quello che è, insomma. Oh yeah.